Salve a tutti, speciale Nunzio Manca. Ripartiamo con un artista che è stato fermo un po', ma lo chiediamo a lui. Salve Nunzio, a tutti, ciao Giacchino. Dicevo una piccola pausa di riflessione. Sì, mi ha fatto bene, perché nelle pause di riflessione si capiscono tante cose. Però c'era qualcosa dentro di me che mi mancava, la musica, il pubblico, tante cose, tante emozioni, e così poi dopo un paio di anni sto ritornando così e si va avanti. Quindi si riparte più forti di prima. Sì. Tra l'altro in questi giorni, in questi periodi abbiamo già sentito qualche cosa nuova. Sì, ho che è venuta fuori. Ho fatto qualche festa negli ultimi tempi, però adesso stiamo facendo dei nuovi brani, qualche duetto, che già c'è un duetto con l'artista Fabrizio Ferri. Che si chiama? T'ha già parlato. T'ha già parlato. Sì, t'ha già parlato, arrangiata sempre dalla Flash Music di Ignazio Caracausi, e adesso stanno uscendo anche altri brani con qualche video e poi il nuovo CD che porterà appunto a un nuovo lavoro discografico, certo, sempre scegliendo appunto la Flash Music sempre, di Ignazio Caracausi. Nunzio, tante trasmissioni, tante volte ti ho presentato, tante discussioni, però adesso io non so se ti ho mai chiesto quando sei stato per la prima volta davanti a un pubblico cosa hai cantato. Sì, è stato 12-13 anni fa. Mi esibivo nel quartiere della Guadagna a Palermo e cantavo la canzone del grande maestro Mario Merola, Passione Eterna. Ma me la accenni un pochettino a cappella? Passione eterna mia, che vostra gelosia, pure te sonno te fa schiave me. Valene ti chiama Valene, quando tu mi va bene, mi attacca sto bene, non ti ravvecchio a te. Che bravo Nunzio, che bravo. Grazie, e questa sera poi diciamo durante l'arco di questa trasmissione ti ascolteremo insieme ad Ignazio. Sì, faremo anche il live. Ci regalerai qualcosa, certo, di live. Io direi proprio, e poi magari continuiamo con la nostra chiacchierata che spero sia molto gradita al pubblico. Grazie, per questo ritorno di Nunzio Manca, un brano che diciamo hai tirato fuori qualche tempo fa, che si chiama Vasem. Cosa parla Vasem? Vasem di una storia d'amore. Sì, naturalmente dico, ma Vasem nel senso che chiedi a una donna di baciarti, oppure Vasem chiedi a una donna di baciarti? Io sono curioso di ascoltare questo brano, ok? Vasem, Nunzio Manca, grazie. Vai. Vicino a te, sta vita mi è cagnata, solo tu e nessuno più esiste come te. Geloso tu sei una cosa sì particolare, solo tu fai più bello sta vita, mi fai felice. Una da femmina non ti cagnasse mai con nessuno. Importante, Vasem, a me sentire da me desidero sempre. Vasem, oggi non sei sta bocca che va a stupare di me. Oggi sta la femmina che mi fa morire, o mi fai tu soltanto tu. Spogliate, si non sa le sporcate, non sente bagnate le lacrime.
che stelle che brillano solo per me. Ma perché quando sto con te mi cagnano sti giorni, pure tu senza me non cambiasse un minuto. Spartimmo sti cose per sempre senza avere paura. Se una volta per sta gelosia appiccicammo, ci volimmo essere amore sincero, non c'è sta orgoglio. Tutta vita per te per sempre voglio passare. Passami, a me sentire da me desidero sempre. Passami, non ce lo sei sta bocca da me sto cuore firme. Non c'è sta una femmina che mi fa morire, o mi fai tu soltanto tu. Spogliati, se non solo sporcate le sette bagnate in lacrime. Ogni volta che facciamo amore, alla prima volta, tutte queste guardo suono non mi voglio uscire, sei indispensabile per me. Ogni giorno che passa, mi fai più bella, ti sposassi un'altra volta. Sui cieli infiniti che stelle che brillano solo per me. Spurcate non sente bagnate in lacrime. Ogni volta che facciamo amore, alla prima volta, tutte queste guardo suono non mi voglio uscire, sei indispensabile per me. Ogni giorno che passa, mi fai più bella, ti sposassi un'altra volta. Sui cieli infiniti che stelle che brillano solo per me. Tu bravissimo, bravissimo. Grazie, ma Giacchino, questo grazie. brano ha un arrangiamento coinvolgente, C'è il tocco del maestro Ignazio Caracausi, ovviamente, perché questa musica la mia etichetta etnica discografica. Sì, dico, questa musica etnica riesce a coinvolgere certo. anche, diciamo, emotivamente, ti Allora, porta anche a ballare. In un bel brano, che vado a salutare l'artista Mario Di Stefano che l'ha scritta lui, in un brano ci vuole anche l'arrangiamento che porta avanti il brano. Quindi il doppio complimento va diviso tra Certo, l'autore certo. Mario Di Stefano e l'arrangiatore Il merito Ignazio è Caracausi. dell'arrangiatore e dell'autore. Allora, Nunzio, tu per questa tua carriera a chi devi ringraziare? Io posso ringraziare solamente mio papà, la mia famiglia e il pubblico, che chi mi sceglie, a chi piaccio, c'è pure a chi non piace, attenzione, però Ma dico, il tuo primo fan chi è? mio papà, il mio primo fan è lui. Tanto io lo sapevo che lui mi rispondeva Il mio primo che fan il è lui. primo fan era Penso papà. che ogni papà che è il figlio artista, penso che il primo fan è sempre il papà Sì. o la mamma. Io, siccome questa cosa l'ho vissuta spesso in prima persona, quando tu canti io c'ho accanto tu che canti Sempre. nel palco, io accanto c'ho invece papà Sempre. che canta, devo dire, insieme a te, Certo, posso perché proprio ringraziare canta solamente a con lui. te, è come se fosse la stessa cosa, perché tu canti là e lui canta accanto a me, a quello del service, insomma, Ecco. è sempre presente. È lui che diciamo, io vado avanti grazie a mio papà. E a mamma non la salutiamo Certo. proprio, Mia madre è la persona che mi ha fatto, naturalmente. però musicalmente mio papà mi porta avanti. Anche se in famiglia abbiamo anche un altro bravo cantante. Come no? Lo salutiamo, Leonardo. Certo, mio fratello, anche se lui non non canta l'ha- così, non l'ha mai fatto in amatoriale maniera a casa, canta molto bene. molto. Però ha i suoi impegni lavorativi. Ma io te l'ho chiesto solo perché
era per salutarlo, non per altro. Allora, Nunzio, come abbiamo detto all'inizio, ci sono nuovi progetti, nuove canzoni, ma ti voglio chiedere una cosa: hai mai pensato di scrivere una canzone tu? L'ho fatto pure, in futuro ci sarà anche qualcosa. Quindi ascolteremo un brano scritto da te? Certo, certo. Quindi diciamo stai cominciando anche nella scrittura di un brano proprio. Certo. Ti è venuta questa voglia improvvisa? Sì. No, una voglia, qualche brano che mi riesce bene lo faccio. Quindi naturalmente poi lo sveleremo. farai arrangiare da qualcuno che conosciamo. Certo, qualche arrangiatore bravo. Ci vuole uno bravo, giustamente. Certo. Allora, Nunzio, siamo sempre al discorso di poco fa, Gioacchino. sì. Ricordiamo che tu hai già all'attivo 2 CD. Sì, 2 CD. Uno che si chiama Oprim Vase, il primo album che ho fatto sempre con la Flash Music, che era Oprim Vase, e poi il secondo, Un bacio di note. Molti brani di questi lavori si sono ascoltati molto, perché c'erano delle canzoni che sono andate molte. C'era una che si chiamava Diana Rosse. Come faceva Diana Rosse? Diana Rosse, vero amore, bacio e fumo, batti cuore. Anche che diciamo io ogni tanto nelle feste molto spesso le canto sempre, magari me le richiedono o li faccio di volontà mia, però alcuni brani li faccio orecchiare sempre. Invece nel disco, se non ricordo male, nel disco un bacio di note, mi pare, sì, giusto? Sì, un bacio di note. Dico, un bacio di note. C'era un brano che tu hai cantato con Laura Bologna. Con Laura Bologna, certo. Che era un brano di Laura. È un brano di Laura Bologna che io ho rifatto. Come si chiamava questo? Io e te. Ah, Io e te, vedi? A me piaceva tanto, allora feci questo brano omaggiando l'artista Laura Bologna, che lei inizialmente il brano lo cantava solamente Laura, poi l'ha duettato insieme a me. Quindi è stata una cosa particolare, una cosa un nuova, omaggio proprio a Laura. Certo. Allora, Nunzio, adesso noi, parlando sempre un po' del passato, rimaniamo anche in famiglia. C'era anche un brano con l'artista Gianni Antonio, brano che è proprio un conflitto d'amore. Sì. Perché c'è lei che non ha più fiducia nell'amore. Siccome adesso vanno avanti solamente le convivenze, ecco, più che il matrimonio matrimoni, sembra un optional. Sì, abbiamo fatto questo brano. Sì, vabbè, questa è una canzone che secondo me rimarrà sempre attuale, anche se di qualche tempo fa, ma rimarrà sempre attuale, perché diciamo che si crede sempre un po' meno al matrimonio. Sì, anche se ci sono, dico, anche se sono coppie che mi devo poi sposare, attenzione. Sì, certo, anche però, per te arriverà il però, momento del grande passo. Ci sono coppie che proprio scelgono la convivenza, che non è una cosa sbagliata. Dico, ma in questo brano c'era lei che diciamo non era diciamo molto sicura di andare all'altare, e tu cercavi di convincerla. Certo. Parlo della canzone. Ma che resta la convivenza? Allora, Nunzio, stiamo parlando un po', ripercorrendo un po' la tua carriera, diciamo, artistica, e anche incontri musicali che hai avuto, diciamo, nel passato recente, perché sei giovanissimo. Sì, non parliamo di decenni, no, parliamo di passato recente, nel senso, 7, appunto, 8, 10 anni fa. Io l'ho precisato, passato recente, non ti ho detto 30 anni fa, anche perché manco ce ne hai. 30 anni ne parleremo. Appunto, ne parleremo per 30 anni se Dio vuole. Invece una cosa che ti vorrei chiedere: c'è un tuo sogno nel cassetto di duettare con un artista, diciamo, che avresti veramente, dice, guarda, io duettando con lui avrei raggiunto il massimo per quanto ti riguarda? Guarda Gioacchino, io già il mio sogno nel cassetto l'ho realizzato, perché già l'ho duettato, che uscirà a breve. Io ho avuto sempre, tutti noi artisti abbiamo l'idolo. È normale, nessuno parte senza un idolo. Vero, questo è vero. Bisogna essere sempre se stessi. Anche perché deve essere qualcuno che ti porta proprio, ti invoglia a fare questo mestiere. L'artista è Gianni Pezzosi. Certamente. Anche perché passiamo una buona amicizia. Io sono cresciuto con le sue canzoni.
Poi abbiamo duettato nelle feste, impegni privati, e poi siamo arrivati ad un punto di fare proprio un duetto tutto nostro. Un duetto che uscirà a breve. Sì, già l'abbiamo registrato, a breve uscirà con la Flash Music. Come si chiama il brano? Sta vita da cagnà. Sta vita da cagnà. Quindi molto presto, diciamo, lo ascolteremo. Sì, molto presto, anche a giorni. Anche a giorni. Allora, Nunzio, questo, diciamo, tu come hai detto, dice, io il mio sogno l'ho già realizzato perché l'artista ci sei riuscito a duettare con lui. Tornando sempre alla musica e brani che noi ti auguriamo sempre di cantarne sempre molti, perché Grazie. tu, come ho detto a inizio trasmissione, sei un artista che merita tanto, che quando vai sul palco dai tutto te stesso, perché io bisogna dare se stessi. Sì, perché io mi è capitato di vederti anche perché può capitare a tutti un'influenza, un raffreddore, ma adesso non mi ricordo precisamente, ma l'ultima volta che ti ho presentato tu stavi male, mi ricordo che eri raffreddato, però poi quando si è acceso il microfono è sparito il raffreddore. Siamo esseri umani, può capitare quel giorno che stiamo male anche noi, non siamo fatti di ferro, siamo fatti anche noi però io dicevo, di carne e ossa. Pur stando male, perché ci metto il cuore, ci metto tutto me stesso e riesco a fare del mio meglio. Possiamo avere le giornate anche. Può capitare, possiamo avere le giornate anche che a volte sono più quelle no che quelle sì, però andiamo avanti, saliamo sul palco e dimentichiamo tutto. A proposito, continuando questo nostro dialogo, un brano che hai ascoltato e che ami in maniera particolare e che hai sentito da un altro cantante e che qualche volta hai pensato, questo brano avrei voluto cantarlo io per la prima volta? Sì, ci sono tanti brani. Scegliamone uno. Ci sono tanti artisti come Fabrizio Ferri, Franco Moreno, Mauro Nardi, che so, qualche artista pure palermitano. Perché dico, ma un brano che io tutti. Sì, ma dico un brano che tu dici, questo brano avrei voluto cantarlo io. Sì, ci può essere anche qualche brano di Fabrizio Ferri. Tu per me sei importante, sei più bella tutte quante, insieme a te cambi 100 anni e forse pure in più. Oppure, che so, Gianni Vezzosi, prima te ho preso un sacco di cotte che al massimo un mese duravano. Questi sono brani che avrei voluto, ma li canto lo stesso. No, dico, avresti voluto cantare certo, senza che li avresti ascoltati da altri cantanti. Capita. Allora, continuiamo questo nostro percorso musicale e adesso andiamo ad ascoltare un'altra tua canzone che, diciamo, recente. Si può dire che è una canzone recente? Sì, una canzone che hai dedicato ai tuoi genitori. Questo è un brano che, diciamo, un po' tutti proprio la sentiamo, perché mi hanno fatto tantissimi complimenti, perché ha un significato, proprio parla del volere bene che abbiamo per i nostri genitori, proprio parla la canzone di quello che noi viviamo giorno dopo giorno con i genitori. Il ragazzo che la mattina lo sveglia la mamma, se no non si sveglia dal letto. Giusto. Il ragazzo che la mamma lo richiama, che le dà consigli buoni. Proprio parla di tutto. L'ascoltiamo? Questo. Andiamo ad ascoltare. Papà e mamma. Grazie. Vai, Nunzio. Grazie perché mi tratto come se fosse creatura. Si sembra pronto a accontentare ogni cosa che sto figlio. E tu mamma mi scita in letto tutte le mattine e sta in pensiero, si torna tardi la sera. Quanto sacrificio avete fatto per sto figlio. E io per chiesti in sta canzone mia lo voglio far capire o bene che vi voglio. Grazie mamma, grazie mamma, voi
Usi da forza mia, ma da forza continua. Ma tu sei l'amico, sei tutto quello che hanno figlio potule. Grazie mamma, grazie mamma. Mamma tu sei regina, merata vita e se si deve campo a fare. Io vado a tassellanno, perché non voglio che la vita va in vecchia. Grazie mamma. Grazie mamma. Se voto stungo male e tengo a breve, tu stai male insieme a me, cara mamma. Perché sono sempre chi lo creatura che tutte le mattine fa mano mi volesse accompagnare a scuola. Eppure tengo 20 anni, mamma. Mo sono cresciuto e vado a faticare insieme al papà. Ma posso dire una cosa, sono orgoglioso e vi chiamo mamma e papà. Grazie papà, grazie mamma. Voi siete la forza mia, ma da forza continua. Ma tu sei l'amico, sei tutto quello che non ti voglio volere. Grazie papà. Mamma tu sei regina, merata vita e senza deve campare a fare. Io vado a tassellanno, perché non voglio che la vita va in vecchia. Grazie mamma, grazie mamma. Grazie papà, grazie mamma. Voi siete la forza mia, ma da forza continua. Io vado a tassellanno, perché non voglio che la vita va in vecchia. Grazie mamma, grazie mamma. Quando riga mamma e labbra mia se passano 2 volte, e quando riga papà è come se tutto il mondo fosse mio. Brano molto coinvolgente, emotivamente perfetto per un genitore, una canzone del genere. E certo, ogni genitore che sente queste melodie dal proprio figlio, tu che sei genitore come ti potresti sentire? Se un figlio mi dedica una canzone del genere, io sicuramente l'ho dedicata proprio ai miei genitori, che non l'ho scritta io, ma l'ha scritta Gianni Vezzosi. Quindi una bellissima canzone che abbiamo ascoltato da te questa sera, sì. Papà e mamma. Allora, tornando sempre al discorso che stai lavorando, sì, al tuo nuovo progetto discografico, che porterà proprio a un CD vero e proprio, che sarà il terzo della tua carriera, sì, quindi forse lo chiamerai numero 3? No, non lo so. Si vedrà, si vedrà. Chissà se ti vedremo anche in veste di autore, come hai detto poco fa. Chi lo sa? Chi lo sa? Qua siamo tutti, chi lo sa, chi lo sa. Tutto è possibile. Tutto è possibile, tutto è possibile. Invece recentemente, Nunzio, tu hai tirato fuori questo duetto con l'artista, ne hai parlato, Fabrizio Ferri. Sì. Che vado a salutare a Fabrizio e al suo manager Antonio Giuliano e a tutta Napoli. Tutta Napoli. Ecco, proprio Napoli, che è la terra, diciamo, dove... La mamma è Napoli. La mamma. Napoli è la mamma. Ogni cantante sogna di andare proprio a cantare nella città madre. Ci siamo stati con Ignazio Caracausi, con la Flash Music, siamo stati a Italia Mia, a Napoli Mia, con Enzo Caradonna, che ha scritto pure per me,
ha scritto in precedenza e ha scritto anche adesso, ha scritto un brano Enzo Caradonna che poi lo faremo ascoltare live. Vogliamo che Nunzio Manca ritorni, come ho detto all'inizio, più forte di prima, che ritorni a calcare. Ci proviamo, sappiamo che la strada è lunga un po' per tutti. Ma tu sei forte, tu sei forte. Ma già quello che ho a me mi è sempre bastato. È la mia passione, cantare, vado avanti. Un domani sarò qualche gradino in più, chi lo sa, però siamo contenti anche adesso. Sì, no, io ti vedo sempre molto motivato, ti vedo sempre convinto delle cose che fai, anche quando vai sul palco, come hai detto in precedenza, dai il 1000 per 1000. Come hai detto, anche se c'è un raffreddore non lo fai notare, se c'è un abbassamento di voce non ti scoraggi, vai sempre avanti perché proprio il tuo carattere forte. L'importante è crederci. Certo, e per questo ti vogliamo sui palchi, perché abbiamo bisogno di gente. Nel 2019 sicuramente quest'anno mi vedrete nei palchi. Dicevo questo, ti vogliamo sui palchi perché abbiamo bisogno di interpreti come te, che danno il massimo per la musica napoletana. Grazie Giacchino, tu mi hai visto crescere artisticamente. Sì, eri piccolino. Eri piccolino. Prima base. Di me sai un po' tutta la storia. Ma guarda che nel primo disco, Prima Base, ci sono canzoni. Sì. Sono stati scritti quasi tutti da Enzo Caradonna. Che sono veramente delle canzoni che io vi invito ad andare a riascoltare, perché sono dei brani che secondo me, se tu li riproponessi adesso con la tua voce attuale, perché quando li hai fatti eri piccolino, mancava un po' di esperienza. Sì, ma a parte l'esperienza, la voce era molto più piccola, certo, giustamente, certo. Ma io mi ricordo brani come Un quarto d'ora, Te congelasse. Li ricordi di più tu che io. Sì, perché è un disco che a me è sempre piaciuto, Prima Base. Devo essere sincero, è un disco, anche se tu eri piccolo, cantato molto bene, c'erano delle bellissime canzoni. Adesso torniamo ai giorni nostri e parliamo del presente. Ascoltiamo questo brano in coppia con Fabrizio Ferri. Fabrizio Ferri, ti ha già parlato? Parlami, ma parla al pubblico. Adesso parliamo. Vai, Nunzio, vai. Grazie. Perché vicino tu voglio spiegare, taccia parlare, roba partita si vediamo, te venga a pigliare. Non panicare, a mezz'ora che mi veste e sono abbasciato te. Dimmi che sta chiagnendo che sta voce, dimmi che tu mi hai capito. Frate, io ti tratto e non posso sbagliare. Dimmi che la vogliono che stasera ti porta a ballare. Dimmi perché è una settimana che se mi sa fa amore con me. Se io lo sapevo, già sto pensando che fra un anno mi voglio sposare. Io ti voglio salvare, non fa capitare. Non le capita ancora come penso che mamma. Non è cosa per te, ma tu faccio sapere che ha fatto amore in casa cioccolata prima di te. Non ci posso pensare, non ho voglia accettare, non stai inventando scuse solo per me fare passare. Non ne voglio di casa senza mai ci parlare, sta brutta delusione per rapito. Tu mi conosci buono, ma non so ce lo sei te, ma che mi dà la stanza, sei spugliato già con me. Mi sento vuole, non mi posso mantenere, ma tu sei non mi vero cavaglio, ma da non bucare, da non bucare. Non la chiamava una
bagno si regala facile purità, non allontanarà che la brava che bugia devo arrabbiare. Tu mi hai giurato che questa cosa che è successa tra noi a dare sta fatta abbracciare, la vita è poco ci vorrà per ringraziare. E da macchia salvare non fa capitare, non le capita ancora come penso che la fa. Non è cosa per te, ma tu faccio sapere che ha fatto amore in casa già con l'altra per me. Non ci posso pensare, non voglio accettare, non stai inventando scuse solo per me far passare. Non ne voglio giudicare senza mai ci parlare, sta brutta delusione proprio tu non mi può dare. Tu mi conosci buono, ma non so che lo sei te, ma che mi dà la stanza sei spugliata già con me. Mi sento come non mi posso mantenere, ma tu si non mi vedi che voglio votare un buon a nuovo buon Tutti i brani arrangiati da Ignazio Caracausi. La Flash Music, la mia etichetta discografica, e chi la cambia? Allora, Nunzio, ricordiamo al pubblico che stanno guardando questo speciale, Sì. Nunzio Manca Special l'abbiamo chiamato, Sì. che segna La prima volta che quindi Nunzio Manca Special. facciamo special. Quindi diciamo ufficialmente segna il ritorno di Nunzio Sì, Manca. ufficialmente sì, perché fino adesso non ha, diciamo, abbiamo solamente lavorato in studio, però al pubblico non ci siamo mostrati. In qualche impegno, in qualche festa, però televisivamente no. Quindi ufficialmente è ritornato Nunzio Manca, che adesso ci regalerà un po' di live, Sì. come abbiamo anticipato all'inizio. Quindi adesso chiamiamo con noi Ignazio Caracausi, quindi lo facciamo accomodare alle tastiere e con te. Volevi sentire qualche brano, Diciamo che che amavo, insomma. ti lascio libero sia con i tuoi brani, poi se vuoi Grazie. regalarci anche qualche classico, noi siamo qua, Certamente. e quindi ti ascoltiamo molto ben volentieri. Grazie. Quindi guardiamoci, anzi godiamoci questo live. Omaggio alla bella Napoli, il maestro Ignazio Caracausi. Chi è che ti agno? Che sta cagnendo in coppa montagna, per una voce antica che si lagna. Chi è che ti agno? Ed oggi canta la montagna, ma come se lagna, ma come se lagna, ma come se lagna. Te ne può fuoco di bene, e mo fuma bene, mo fuma bene, mo fuma bene. Te ne venga bene, cascuna però solo, con la mano dovuta, faceva amore. Teneva la forza, che si s'annacciava, la gente tremava paura. Questo gigante della montagna, buona Bologna, buona Bologna, buona Bologna.
scende do cielo, una nuvola rosa, sopra di te braccia, e mentre si passa, si sente lontano, una mandolinata, e una vola tutta, che viene accanto. Sto gigante la montagna, monapolo ghiagno, monapolo ghiagno, monapolo ghiagno. Grazie. Andiamo con il prossimo brano, sempre un grande classico della musica napoletana. Palcoscenico, vai maestro. Vai yo! Dopo vive una voce da stessa, il maestro che porta fa spesa, una carretta che tiene in campagna, l'accompagna per tutta la città. Una chassa con rosso e con giallo, sta presente una musica balla, pazza io lei che stomaco avanza, forte scalza e più forte si fa. Oh figlio, e strada di Napoli che si sono un palcoscenico. Oh figlio, a gente di Napoli che si sono un palcoscenico. Su scene comiche, su scene tragiche, mentre si recita, si deve cantare. Napoli, 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 acqua fresca che sapete. Carolina si scippa curosa, il esiste ma che è gelosa, e non guappa che canna tesoro, che tesoro su pronte monete. Carolina si scippa curosa, il insiste ma che è gelosa, e non guappa che canna tesoro, che tesoro su pronte monete. Oh figlio, per strada di Napoli che si sono un palcoscenico. Oh figlio, a gente di Napoli che sono un palcoscenico. Su scene comiche, su scene tragiche, mentre si recita si deve cantare. Napoli, 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 e ma l'uno chi ne fu. Ignazio Caracausi alle tastiere. Su scene comiche, su scene tragiche, mentre si recita si deve cantare. Napoli, 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 e ma l'uomo chi ne fu. Ed era Palcoscenico. Andiamo con il prossimo brano, un brano mio nuovo che sarà nel prossimo lavoro discografico. Non può fernì, testo Enzo Caradonna, musica il maestro Ignazio Caracausi. Sentiamo freddo fuori dentro vivi, che sta fornendo ce ne siamo ancora, è tutto inutile. Quanto ti amo non mi dici più, in te carezza ma non sei più tu, com'è possibile? Tu fino a ieri mi chiamava amore, venivo sulla mente in tasto
morire a te, perché non dura niente tutta vita, non può distruggere sta vita mia, non può fare niente così. Vieni qua, facciamo amore, pure se io sappiamo già, che sarà l'ultima volta e poi non parliamo più, ma in tutto voce non respiro, fammi credere che io vero, che va bene solo a me. Ma dopo tutto è perduto e noi ci abbiamo salutato, l'ammarete tutto il tempo consumato insieme a te, se per te non so più niente, che st'amore mio solo tanto, e a dare male con me. Fritto fuori dentro di me, ma quando è venuta questa cosa e non potrei più, perché non dura niente tutta vita, non può distruggere sta vita mia, non può fare niente così. Vieni qua, facciamo amore, pure se io sappiamo già, che sarà l'ultima volta e poi non parliamo più, ma in tutto voce non respiro, fammi credere che io vero, che va bene solo a me. Ma dopo tutto è perduto e noi ci abbiamo salutato, rammarete tutto il tempo consumato insieme a te, se per te non so più niente, che st'amore mi solo tanto, e a dare male con me. Il maestro Ignazio Caracausi. Ma tutto è perduto e noi ci abbiamo salutato, rammarete tutto il tempo consumato insieme a te, se per te non so più niente, che st'amore mio solo tanto, e a da rimanere con me. Un po' fermi. Questo era un piccolo assaggino del mio nuovo lavoro discografico che uscirà a presto. Sì, quello che mi aspetto tutte sere, si faccia dare a te fare mille pensieri, sì, quello che mi scende ogni mattina, più innamorato come la prima volta, però sì che non ha ragione, un tasse fila d'erba una una, sì pure che non faccio luce, ma soffre sì una sera non mi
spalle. Si sto dormendo, ma quando rumore mi appasciona. Sono pazzo, ma ti preferisco così. Ma che mi piace quando mi fai perdere con te. Non si perde, ma che bella quella faccio insieme a te. E ti ringrazio a Dio tutti i mattini, perché mi faccio da tutti vicini. E ti dà una preghiera valorica, che bella cosa che mi hai regalato. L'amore verità non c'era più, hanno sporcato malamente, e poco non va sì, io ti scelgo. A comincia paura giornata, però mi piace quando non mi penso, quando stai cazzato, quando mi niente pare una pantera con le piscinate, quando in dolito non mi penso proprio e poi mi ci rispondo. Si sto dormendo, ma quando rumore ma mi affascina. Sono pazzo, ma ti preferisco così. Perché mi piace quando mi fai perdere con te. Pure si perde, ma che bella guerra faccio insieme a te. Insieme a te. Alla mia donna. Sono pazzo, ma ti preferisco così, perché mi piace quando mi fai perdere con te. Pure si perde, ma che bella guerra faccio insieme a te. Insieme a te. Ignazio Caracausi. Complimenti a Ignazio Caracausi, ma soprattutto a Nunzio Manca. Grazie Giacchino. Quindi questo speciale, questo ritorno, come l'hai vissuto? Come l'hai vissuto? Alla grande, spero che per la gente da casa sia stato di vostro gradimento. E niente, a presto con nuove novità, il nuovo lavoro discografico, qualche duetto, altre trasmissioni, non finisce qua. E poi in questo viaggio che abbiamo fatto insieme a Ignazio Caracausi tra canzoni classiche hai inserito anche un brano nuovo che metterai nel tuo prossimo lavoro discografico. Abbiamo improvvisato il brano che Molto uscirà bello, presto, grazie Giacchino. Poi lo sentiranno in tutti i social, in tutti i digitali, poi sarà un'altra cosa. Quindi abbiamo fatto un bel percorso musicale insieme a Nunzio Manca, appunto per questo suo rientro nella musica, con tante belle sorprese, un nuovo prodotto discografico fatto sempre alla Flash Music di Ignazio Caracausi. Che dire, Nunzio, diamo l'appuntamento a tante belle novità future. Certamente. Ringraziamo chi ci ha seguito, salutiamo Ignazio. Grazie, la Flash Music, a presto. Grazie Nunzio. Grazie a voi. Per essere ritornato. Ciao. Un bacione, ciao.